Sono 89.600 gli elettori della città metropolitana chiamati alle urne nelle prossime ore per i ballottaggi nei 4 comuni che non hanno eletto il sindaco lo scorso 11 giugno. 31.100 a Mira, 23.100 a Mirano, 21.400 a Jesolo e 13.800 a Marcon. Seggi aperti solo domenica dalle 7 alle 23. Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni entro l'11 giugno, compresi quelli che sono stati a casa al primo turno. Sono necessari un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Chi non la trovasse può farne richiesta al competente ufficio del suo comune, che resterà aperto per tutta la giornata con gli stessi orari dei seggi. Si vota tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nome del candidato sindaco scelto tra i due presenti sulla scheda. Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente dopo la chiusura delle urne e saranno più semplici rispetto al primo turno. Salvo imprevisti, i nomi dei sindaci si dovrebbero conoscere entro al massimo qualche ora. I risultati saranno analizzati e commentati su Antenna 3 Nord-Est in un lungo speciale elettorale in onda lunedì 26 a partire dalle 12:30.